le vendite porta a porta, vittime 1200 anziane, l'operazione della finanza di Padova, i soldi usati per fare la bella vita tra vacanze esclusive e Ferrari. Tragedia in viale Fiume a Vicenza, ciclista muore dopo essere stato travolto da un camion, la vittima aveva 62 anni. Speranze finite per Davide Spunton, 27enne di Adria. Dopo 2 giorni di ricerche il suo corpo è stato ripescato dal canale Adigeto tra Adria e Cavarzere. È riuscito per andare a pesca. Preso di mira un centro diurno che ospita disabili a Mestre. I ladri hanno portato via anche TV e medicine, forti disagi. Gli ospiti rimandati a casa. Il parroco di Castagnole di Paese corre ai ripari dopo il raid di furti nella frazione nei giorni scorsi. Chiesa chiusa un paio d'ore, al pomeriggio i fedeli ha fatto bene. Le due anime della Lega tornano a scontrarsi ieri sera, ring, duello senza esclusione di colpi tra Roberto Marcato e Stefano Valdeganderi su Vannacci e i suoi presunti rapporti con la massoneria dopo l'inchiesta di Report. La fiamma olimpica arriva nel Vicentino, stasera il Bracciale sarà accesa a Vicenza, domani le tappe tra Bassano e l'altopiano di Asiago, sale la febbre in vista di Milano-Cortina 2026. Il fiume Brenta è in secca, non piove e non nevica, una situazione che sta facendo emergere diverse criticità, è già allarme in vista della primavera. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, questi i titoli. Veniamo alla cronaca in apertura con l'operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha smantellato un'organizzazione che truffava ed estorceva denaro ad anziane sole vendendo prodotti porta a porta. Oltre 1200 le vittime in tutta Italia, 10 le persone indagate, arrestato il capo. La base operativa era a Padova, società attive anche nella Marca Trevigiana. Di sera posteggiavano le auto di lusso fuori locali esclusivi, di giorno venditori porta a porta che raggiravano anziane sole facendo firmare contratti truffaldini, imponendo loro di acquistare prodotti a prezzi gonfiati rispetto al loro valore reale. Un'organizzazione a delinquere strutturata in grado di muoversi in tutto il territorio nazionale, quello sgominato dalla Guardia di Finanza di Padova che ha indagato 10 persone. In carcere la mente dell'organizzazione, 2 persone ai domiciliari e 2 con l'obbligo di dimora, tutti padovani. La procura ha disposto il sequestro di oltre 2,5 milioni di beni di lusso in cui riciclavano il denaro illecito. La base dell'associazione era nel Padovano, ma avevano società attive anche in provincia di Treviso. Il sistema era quello della vendita porta a porta, le anziane sole che firmavano contratti che poi le obbligavano ad acquistare casalinghi per svariate migliaia di euro. Dietro la minaccia di adire eventualmente le vie legali, le donne venivano convinte a procedere agli acquisti previa sottoscrizione di un contratto di finanziamento con alcune società primarie di credito al consumo. Nella gran parte dei casi avevano solo la pensione per fronteggiare le spese di quotidiana vita. Ad un'anziana padovana in 3 anni avevano venduto di tutto, compreso un apparecchio per la magnetoterapia, facendole spendere 22.000 euro. 1.200 le vittime accertate non solo a Padova, Treviso e Venezia, ma anche a Udine, Trieste e in numerose città d'Italia. Donne sole, ultra settantenni, che spesso vivevano con una pensione minima e che venivano colpite nella loro buona fede da persone senza scrupoli o con grandi abilità di persuasione che poi continuavano a vendere prodotti sotto minaccia di presunte azioni legali. Per questo viene contestata all'organizzazione anche l'estorsione. È stato l'alto tenore di vita ostentato dagli indagati e di sospettiri finanzieri che hanno iniziato i controlli e individuato le migliaia di vittime carpite attraverso gli elenchi di alcune società di vendita. Ecco allora i consigli della Guardia di Finanza per tutelare i cittadini. Evitare di far entrare nelle proprie abitazioni agenti di vendita porta a porta di cui comunque è necessario chiedere le generalità attraverso il nome, il cognome e il tesserino aziendale. In secondo luogo è bene analizzare con attenzione la documentazione che viene sottoposta dai venditori. Sono arrivati i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli che si è svolta questa mattina.
mattina e confermano l'ipotesi del suicidio, escludendo la responsabilità di terzi nella morte della 22enne studentessa padovana ritrovata senza vita lo scorso 15 gennaio nei boschi dei Colli Euganei dopo 8 giorni di ricerche e seguite alla sua sparizione da casa la sera del 6 gennaio. Fugati dunque tutti i dubbi anche della presenza del cerotto che tappava la bocca della ragazza, che aveva lasciato numerosi scritti manifestando la volontà di togliersi la vita. Tragedia questa mattina in Viale Fiume a Vicenza, muore un ciclista 62 anni investito da un mezzo pesante. Ci sono ancora i segni sull'asfalto della tragedia avvenuta poco prima delle 8 tra Viale Fiume e la rotatoria che conduce a Saviabona, in cui nell'impatto tra un camion e una bici ha perso la vita un ciclista. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Impegnati per tutta la mattinata anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per far defluire il traffico e per la ricostruzione delle dinamiche dell'incidente tuttora al vaglio. Si tratta di una zona trafficata con diversi istituti scolastici a poche centinaia di metri. Servirebbero piste ciclabili? Sì, ci vorrebbero, sì, sono in altri posti, ma qua no. A un certo momento ti trovi con la rotatoria. Dobbiamo stare attenti anche noi in bicicletta, però qua non ce ne sono in questa zona. Tra l'altro è una zona anche vicina agli istituti scolastici. A scuole, tutto, così siamo messi. In teoria è la ciclabile di là, ma qua della rotatoria non ci sono ciclabili. Servirebbero, anche 2 servirebbero, una per, ripeto, per i campetti qua che ci sono sempre ragazzini e una perché per le scuole, io tra l'altro sono passata 2 ore dopo e sono rimasta sconvolta. Qui è una rotatoria molto pericolosa, io l'ho detto più volte perché qui c'è la gente che arriva a 80 all'ora e si rischia tutte le volte, soprattutto se sei in bicicletta. Tragico epilogo nelle ricerche di Davide Spuntone, il 26 anni di cui non si avevano più notizie da ieri, quando era andato a Passetto, frazione di Adria, per pescare, ma non era più rientrato a casa. Erano scattate le ricerche dei vigili del fuoco di Rovigo nell'Adigetto, anche con l'ausilio di Ecoscandaglio. I carabinieri avevano segnalato poi il ritrovamento della sua attrezzatura da pesca sotto un ponte. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, i sommozzatori dei pompieri hanno trovato il corpo senza vita del giovane sul fondo del canale a circa 100 metri dal luogo della scomparsa. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche Polizia di Stato e Polizia locale. E la vicenda del ragazzino scomparso nel Veronese ora si indaga per sottrazione di minori. Il sospetto della Procura di Verona è che Diego Baroni, 14enne, possa essere stato contattato online, convinto a lasciare casa e a far perdere le sue tracce. Il silenzio improvviso di Diego è iniziato la mattina del 12 gennaio, quando il ragazzino è uscito di casa per andare a scuola senza mai varcarne l'ingresso. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per sottrazione di minore, un'ipotesi grave che lascia intendere quanto nella scomparsa del ragazzo ci sia la mano di qualcuno. A quanto pare un testimone l'avrebbe raccontato di averlo visto salire su una macchina. L'indagine è coordinata direttamente dal procuratore capo Raffaele Tito, che ha imposto il massimo riservo sulla vicenda. Preso di mira dai ladri un centro diurno che ospita disabili a Mestre. I ladri sono arrivati in bicicletta e poi probabilmente hanno caricato tutto quello che hanno trovato sul furgone di un complice. Hanno rubato tutto, 2 computer, il televisore, le casse per ascoltare la musica, i soldi raccolti ai mercatini vendendo gli oggetti creati dai 14 ospiti disabili e poi vestiti, cibo, medicine e detersivi, completamente svuotato dai ladri, il centro diurno Amici Insieme di Via Costa a Mestre, che ospita adulti disabili in convenzione con l'ULSS e il Comune da ben 36 anni. Al nostro arrivo qui al centro abbiamo trovato tutto messo a soqquadro. Sono entrati i ladri dalla porta del giardino posteriore e hanno lasciato appunto il disastro, nel senso che ogni cassetto, ogni mobile era svuotato. Aprire la porta e trovare tutto sottosopra è stato un duro colpo. È stato un impatto forte, anche perché ieri mattina, quando siamo arrivati, sono arrivati anche i nostri ragazzi e hanno visto arrivare le forze dell'ordine e sono rimasti colpiti
spaventati. Non è la prima volta che accade, già 8 i furti in passato, ma da alcuni anni non accadeva più. Nelle ultime settimane la zona è stata presa di mira dai malviventi nuovamente. L'ultimo colpo alla scuola materna Madonna Pellegrina, lì a fianco, pochi giorni fa. Sul posto la polizia per i rilievi. Purtroppo il sistema d'allarme aveva un problema, ma da oggi è di nuovo pienamente funzionante. Hanno svuotato tutta la dispensa, quindi i biscotti, tutto quello, lo zucchero, il caffè, hanno svuotato il frigorifero, hanno tolto via e gettato a terra tutto il contenuto degli armadietti dei nostri ragazzi, hanno portato via le sacche con le scarpe da ginnastica. E così le educatrici hanno dovuto sospendere l'attività e mandare a casa gli ospiti, ma con grande forza d'animo hanno poi sanificato e rimesso in ordine per ridare agli ospiti i loro spazi al più presto. Per loro questa è una seconda famiglia. Abbiamo cercato comunque di comunicare una serenità e una sicurezza, e loro hanno ritrovato comunque il loro ambiente in ordine. Intanto a Castagnole di Paese il parroco corre ai ripari dopo il raid di furti che ha interessato la frazione nei giorni scorsi. Chiesa chiusa un paio d'ore al pomeriggio, i fedeli dicono ha fatto bene. Mentre le campane suonano alle 12, il custode chiude le porte della chiesa di Castagnole. Come recita il cartello appeso al portone d'ingresso, riaprirà alle 15. La sofferta decisione presa dal parroco Don Michele Secco dopo l'escalation di furti che ha interessato la frazione di Paese negli ultimi giorni. Anche la stessa parrocchia è finita in passato nel mirino dei malviventi. Siamo arrivati all'assurdo ormai, che una chiesa deve essere chiusa all'accesso ai nostri concittadini per queste problematiche qua. Trovo che siano veramente una cosa che noi non avevamo mai visto. D'altra parte il parroco stesso mi dice che dopo 3, 4, 5 tentativi di furto, alcuni andati anche in porto, non possiamo assolutamente registrare continuamente questo tipo di vandalismo. Il fatto è che vengono rubate le offerte ai poveri e ai defunti, e quindi la cosa è ulteriormente fastidiosa. Una decisione, quella di Don Michele, condivisa anche dagli stessi fedeli. E va bene così, perché sono tanti furti in giro, tanti delinquenti. In questo periodo i furti sì, ce ne sono stati molti, e sì, la gente ha questa sensazione di paura sicuramente. Il parroco la chiude perché è stato comunque vittima più di una volta di qualche furto, e la gente è un po' dispiaciuta perché magari potrebbe andare un po' più spesso, e anche le cassette dell'Advar anche da noi sono state portate via. E certo, se che si ladri bisogna... Che ha fatto bene a chiudere? È un dispiacere darla vinta magari alle persone che purtroppo fanno queste cose qua, chiudendo un po' la comunità, ecco, mi dispiace. Negli ultimi giorni Castagnole è stata bersagliata dai ladri entrati in azione mentre i proprietari erano in casa, lasciando danni e una forte preoccupazione. Noi come comune abbiamo fatto tutto il possibile, spiega il vice sindaco, anche sul fronte controlli più di così non si può fare. Non possiamo militarizzare il territorio, quelli che abbiamo sono già sufficientemente impegnati, sono bravi, bravissimi, controllano il territorio. Noi dobbiamo avere la certezza della pena e dovremmo avere la certezza che la proprietà privata è sacra. Quindi chi viola la proprietà privata deve essere punito in maniera esemplare. Arriva a Vicenza la fiamma olimpica, accolta con una grande festa dal pubblico e dalle istituzioni in Piazza dei Signori, dove è stata predisposta l'accensione del bracciere olimpico. Sul posto per noi, eccolo, lo vedo, il nostro Daniele Garbini insieme a Simone Squarcina. Buonasera Daniele. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori. Confermo, la città del Palladio finalmente ospita la 44esima tappa della fiaccola dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Proprio in questi minuti è partita dalla porta est della città, la zona della chiesa della Stanga, seguirà poi Viale della Pace e poi seguirà poi anche la parte superiore di Piazza Castello, va dagli Angeli, Corso Palladio fino ad arrivare a Piazza Castello e tornare indietro. Proprio poi sarà attesa
attesa da questo lato, scenderà dal Duomo in questo momento e raggiungerà, ecco, stavo vedendo vedere il tratto da dove la stiamo aspettando, insomma è attesa tra una mezz'ora, e poi raggiungerà il palco alle mie spalle per accendere il braciere. Ecco, è un momento di festa, era molto attesa proprio questo momento. Dai vicentini oggi li abbiamo sentiti, insomma sentono anche lo spessore della storia e l'evento, ecco. Ci sono stati i saluti del sindaco, dell'assessore Leone Ziglio, che hanno fatto un po' ripercorso i momenti e i valori olimpici importanti, che hanno voluto poi come ultimate d'oferi che si passeranno la fiaccola in corso Palladio 3 vicentini: Gabriella Dorio, l'ex mezzofondista oro Los Angeles nell'84, Gelindo Bordin, medaglia d'oro alla maratona delle Olimpiadi di Seul nell'88, e accenderà il braciere Mario Vielmo, l'alpinista regista vicentino che ha scalato tutte le vette 8000, le vette del mondo più alte. Ecco, a lui spetterà appunto di accendere questa braciere e dare via alla fine di questa 48esima tappa, che ricordiamo è partita da Nogara a Rovigo ed è salita poi a Vicenza in questo momento. Domani la 45esima è prevista a Padova, domani mattina partirà nel passo vicentino, nell'Alto Vicentino a Schio, poi a Asiago e all'ora di pranzo a Bassano del Grappa. Per il momento è tutto, aspettiamo che arrivi e lasciamo la linea a voi, Francesca. Grazie davvero Daniele, naturalmente buon lavoro a te e a Simone Squarcina per quest'altra tappa storica nella nostra regione. Rilanciare il commercio e semplificare il quadro normativo che lo regola. A Venezia l'assessore regionale Massimo Bitonci ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche per discutere la riforma che porterà ad una nuova legge regionale proprio sul commercio. Commercio al dettaglio e all'ingrosso, su area privata e su area pubblica, somministrazione di alimenti e bevande e distribuzione di carburanti. Il disegno di legge regionale sul commercio interviene in tutti i principali ambiti del settore e avviene attraverso un percorso di condivisione che a Venezia ha seduto attorno a un tavolo i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate e l'assessore regionale Massimo Bitonci. Abbiamo già messo a disposizione 10 milioni per i distretti del commercio. Nelle more del bilancio adesso cercheremo delle altre somme sempre per alcune richieste che verranno direttamente dalle associazioni. L'obiettivo della nuova legge è introdurre regole più chiare e strumenti più efficienti per operatori ed enti locali, ma anche avviare contestualmente un piano strutturale per la salvaguardia del commercio di vicinato e il rilancio dei centri storici. Possiamo cercare di formare, e quindi il tema della formazione insieme alle camere di commercio, molto importante, formarli anche nel commercio online, nel senso che i nostri esercizi di vicinato possono avviare un'attività parallela anche dei propri prodotti, che ovviamente il commercio sta cambiando nel tempo e deve essere più specializzato, perché il prodotto generalista si trova dappertutto e soprattutto nell'online, e che noi possiamo aiutarli con dei sistemi incentivanti dei distretti. Aspetto particolarmente significativo della riforma è riordinare in un unico testo la disciplina regionale del commercio, una semplificazione amministrativa che intende superare la frammentarietà dell'attuale quadro normativo. Il nuovo impianto sarà ridotto da 166 a 106 articoli. Entro il giorno 6 di febbraio le varie associazioni dovranno poi inviare le loro note, quindi una fase anche, diciamo così, emendativa del testo. Dopodiché ci rivedremo con loro il giorno 20 per un testo definitivo, perché vogliamo portarlo in giunta regionale nel mese di marzo. Le due anime della Lega tornano a scontrarsi, da un lato Roberto Marcato, dall'altro Stefano Valdegamberi. Ieri sera a Ring, duello senza esclusione di colpi su Vannacci e i suoi presunti rapporti con la massoneria dopo l'inchiesta di Report. P2 è lo schifo di questo paese, è la parte peggiore del paese. Quindi fare una cosa che si chiama P3 mi fa altrettanto orrore. E pensare che questi sono sostenitori, finanziatori, a quanto sembra, di Vannacci, dei suoi...
Io sono preoccupatissimo. Ora, questo è un elemento su cui va fatta chiarezza. Niente soldi al partito, nuove fondazioni create all'insaputa di Salvini e soprattutto legami con la massoneria. Non poteva passare inosservata l'inchiesta di Report sul mondo del generale Roberto Vannacci, con il diretto interessato che ha già parlato di notizie false e di una trasmissione, quella Rai, faziosa e pretestuosa. Ma se da un lato per Roberto Bulldog marcato i sospetti sono troppo gravi per passare in cavalleria, dall'altro Stefano Valdegamberi, anche lui della Lega ma vicino al generale, usa tutt'altri toni. Io non faccio certamente parte della massoneria, ma creare una trasmissione cercando di così buttare del fango sulle persone, attaccandosi tra l'altro su persone che uno frequenta. Io sono convinto che tra quelli che frequento quotidianamente anche nell'attività politica ci siano molti che hanno aderito alla massoneria. Io sono stato invitato a farlo anni fa e non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Ma la frattura è più profonda e va oltre l'inchiesta di Report. Riguarda l'anima del partito, che per Marcato non è certo quella vanacciana. Anche su questo, dice, serve una riflessione profondissima. Ma la connotazione era quella di sindacato del territorio, non di estrema destra che parla di generazione X, della decima, di queste cagate, perché inneggiare la decima è una cagata, non si può. Ecco, questo non è la Lega. Già, ma quale Lega? Valdegamberi va all'attacco di quella Zaiana che ora poggia su un preciso manifesto. È la Lega arcobaleno di Zaia che propone il manifesto vuoto di Zaia. Lega. Io ero abituato che la Lega era quella delle battaglie, era quella dell'autonomia, era quella del territorio. Il primo punto del giorno posto da Zaia sembra quasi quello del fine vita, dobbiamo lavorare per l'eutanasia come obiettivo della Lega. Fine vita che Marcato dice essere un tema sentito trasversalmente. Quanto ai diritti civili, le chiacchiere starebbero a zero. Possiamo immaginare che in un partito popolare come il nostro, dove tra l'altro una montagna di dirigenti sono omosessuali, parlare ancora di anormalità dell'omosessualità possa essere un tema politico. Cioè io mi vergogno. Parlare mi pare battute da osteria, cioè non deve essere neanche più un argomento. L'omosessualità non è un tema politico, perché non è un tema. Lega contro Lega, con Valdegamberi che come ultimo coup de théâtre imbraccia la chitarra e canta De Gregori. La dedica non serve nemmeno esplicitarla. Generale dietro la collina, lunga la notte, buia ed assassina, in mezzo al gatto c'è una contadina, curva sul tramonto. Anche gli agricoltori veneti oggi in piazza Strasburgo per protestare contro gli accordi tra Unione Europea e i paesi sudamericani. Siamo a Strasburgo per un motivo molto chiaro: difendere il reddito degli agricoltori. Non è più pensabile che vengano sottoscritti accordi di libero scambio senza che venga garantito il principio di reciprocità. Dobbiamo sottostare per produrre regole molto ferree e lo stesso deve essere per tutti i prodotti che arrivano all'interno dell'Unione Europea. La Commissione von der Leyen deve smetterla di svendere l'agricoltura a favore di altri settori produttivi come l'automotive, il farmaceutico. Centinaia di agricoltori da tutto il Veneto a Strasburgo per protestare davanti al Parlamento europeo contro l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur, l'organizzazione economica regionale sudamericana. L'accordo era in discussione in aula. La Coldiretti chiede di bloccare l'importazione di prodotti cosiddetti sleali che non rispettano gli standard europei. Tracciabilità dei prodotti che deve essere garantita anche tra le richieste della CIA presente alla protesta di Strasburgo con una nutrita delegazione di agricoltori veneti. Siamo qui a Strasburgo per rivendicare la dignità del lavoro agricolo e degli agricoltori. Siamo qui per dire che il Mercosur così com'è non va bene, deve esserci la reciprocità, non possiamo importare prodotti primari a costi di produzione inferiori rispetto a quelli a cui noi siamo sottoposti per i vincoli corretti ambientali, di tutela del lavoro e anche dei costi che noi dobbiamo affrontare ogni giorno. Oltre 1000 i trattori arrivati a Strasburgo dall'Italia, trattori che si vedranno in piazza anche sabato a Padova, dove si sono dati appuntamento prima per un presidio all'ex foro Boario di Corso Australia e poi per un corteo che nel primo pomeriggio dovrebbe raggiungere Prato della Valle. La manifestazione è stata organizzata da una sigla indipendente di agricoltori, non vedrà la partecipazione di CIA e Coldiretti. Il fiume Brenta è in secca, una situazione che sta facendo emergere diverse criticità.
Lo si può notare chiaramente da questo punto del ponte di Valstagna. Il fiume Brenta sta soffrendo. In montagna quest'anno pioggia e neve sono quasi del tutto assenti, causando un grave problema di siccità e di conseguenza tutta una serie di difficoltà nel territorio della valle. Una magra così non l'ho mai vista. Dove abbiamo i piedi adesso dovrebbe esserci l'acqua e il segno è il muschio che vediamo. Dunque c'è un metro di acqua in meno su un fiume così piccolo. La preoccupazione cresce soprattutto in vista dell'arrivo della primavera, quando la disponibilità d'acqua diventa fondamentale, in particolare per l'agricoltura. In questi ultimi anni la portata media del fiume è calata del circa 50%. Il problema sono l'inserimento di richieste di nuove derivazioni per centrali idroelettriche che andrebbero a distruggere completamente l'ambito fluviale. Teniamo conto che soprattutto qui nel fiume Brenta ne abbiamo già 6 centrali. Un problema che danneggia in primis l'ecosistema fluviale tra fauna e flora e se la secca dovesse continuare rischia di avere ripercussioni anche sul turismo e sull'economia locale. Andrebbe anche a inficiare tutte quelle attività sportive agonistiche che ci sono qui, anche le nostre 3 medaglie olimpiche che sono allenate qui e tutta l'attività didattica che viene fatta di 50.000 ragazzi all'anno che vengono in questo territorio andrebbe a venire meno. È davvero tutto per questa edizione, ora sigla e previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata.